Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Inizia la scuola all'insegna di vecchi e nuovi problemi, disagi a Catania per gli accorpamenti e per il gran caldo in aule sprovviste di climatizzatori. Amara sorpresa per migliaia di studenti pendolari per la crisi dell'azienda di autolinee Ast. No al cellulare per i minori di 14 anni. La proposta dei pedagogisti divide l'opinione pubblica. Il ministro Valditara aveva già imposto il divieto all'uso in aula per gli studenti di elementari e medie. Tutto rinviato di 2 settimane per Miriam Barreca, accusata di avere avuto un ruolo chiave nella strage familiare di Altavilla Milicia. Nell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio, la difesa tenta la carta della legittimità costituzionale. Difficile la vita domestica ad Agrigento, da mesi senza acqua e noi naturalmente vi parleremo anche del timore degli scippi a Catania. Nelle immagini della polizia, 2 malviventi in azione a bordo di uno scooter. Presentato a Catania il Book Festival, la fiera internazionale del libro e della cultura. Tante le novità per questa 5ª edizione a partire dalla location. Eccoci qui pronti per il nostro telegiornale. Domani ufficialmente suonerà la scuola in Sicilia, sebbene in alcuni istituti appunto le lezioni siano già iniziate. Di certo è un inizio dell'anno scolastico all'insegna del caldo in Sicilia ed è soltanto uno dei problemi. A Catania la quasi totalità degli istituti è senza condizionatori e poi ci sono gli accorpamenti che creano classi più affollate e sempre più insegnanti di sostegno precari. Ci dice tutto nel servizio Giusi Lazzara. Suona la campanella, a Catania inizia l'anno scolastico tra vecchie e nuove criticità. Fra le novità gli accorpamenti di 14 plessi su 19 iniziali chiesti dal Ministero dell'Istruzione. Un caso per tutti, quello dell'Istituto Comprensivo Coppola, che è stato smembrato e integrato in 2 scuole, la Battista e la Deledda. Disagi per gli alunni che si vedono deportati in altiplessi in classi numerose fino a 27 alunni e lontani dal loro quartiere. Così non si garantisce la presenza sul territorio delle scuole e si favorisce anche la dispersione scolastica, dice la segretaria della CGIL Scuola Cettina Bruno. Il caldo rovente si fa sentire dentro le aule. Quasi il 100% delle istituzioni scolastiche, che sono 163 a Catania e provincia, non ha un condizionatore nelle aule, ma solo nella segreteria e presidenza. Così gli stessi genitori hanno comprato pellicole da mettere sui vetri o tende ignifughe per cercare di proteggere gli alunni dal sole. L'80% dei plessi poi non ha alcun sistema di sicurezza. Con i fondi del PNRR si dovevano mettere a norma e i lavori dovevano partire in estate. Niente di tutto questo, dice Giorgio Laplaca della Gilda. Il comune e la città metropolitana non ha nemmeno il personale per intervenire. C'è anche un esercito di precari. Dei 3.321 docenti con incarichi annuali, il 75% sono insegnanti di sostegno. Quest'anno, per un errore nelle assegnazioni, molti docenti si sono visti annullare il contratto di lavoro il giorno stesso che si sono presentati pronti a entrare in classe. Quasi tutto è rientrato dopo le proteste nell'ufficio provinciale scolastico, ma resta l'amaro, dice Tino Renda di Obiettiva Istruzione, per i tanti insegnanti che continuano a essere precari nella scuola, non potendo garantire la continuità didattica. E nel servizio avete ascoltato la voce della collega Desirée Ferlito. E ancora andiamo a Catania. Dopo il nostro servizio denuncia, non è stata ancora risolta la copiosa perdita d'acqua nel piazzale della scuola Vittorino da Feltre nel quartiere di Montepo. Primo giorno di scuola, non da ricordare dunque per gli studenti alle prese con un insolito percorso per evitare l'enorme pozzanghera. I ristagni d'acqua tra l'altro attirano insetti di ogni tipo, causando seri pericoli dal punto di vista igienico-sanitario. Numerose le lamentele da parte di studenti e genitori che chiedono un intervento urgente e risolutivo.
E tra i problemi, sempre per poter andare a scuola, emergono anche quelli appunto degli studenti pendolari, quelli che per intenderci devono utilizzare la linea di bus dell'AST. L'AST è in crisi, non riesce a garantire il servizio del trasporto pubblico. Ci dice tutto Luca Ciliberti. L'AST ha un nuovo presidente, è Alessandro Virgara, un commercialista indicato dalla regione siciliana socio unico dell'azienda siciliana trasporti. Tutto burocraticamente normale, se non fosse che l'AST è ormai un carrozzone vuoto con circa 700 dipendenti. I mezzi sono vecchi, un autobus su 3 è guasto, circa il 30% delle corse vengono soppresse ogni mese. L'assessore regionale ai trasporti Alessandra Ricò a inizio agosto aveva annunciato la ricapitalizzazione che sarebbe servita a superare le criticità e avviare un nuovo piano di rilancio. Tutto fermo, ad oggi il servizio non funziona e con l'inizio dell'anno scolastico resteranno a piedi migliaia di studenti pendolari in tutta la Sicilia. Non c'era bisogno di aspettare settembre per sapere che iniziava l'anno scolastico. Di fatto domani mattina bisognerà prendere le tratte che ha in concessione AST per il trasporto scolastico e cederle ai privati, visto che AST non è stata messa nelle condizioni in questi mesi di poter gestire il servizio. I sindaci chiedono rassicurazioni, molti hanno appreso dell'assenza degli autobus solo poche ore prima dell'inizio delle lezioni. La sensazione è che si continui a navigare a vista, il sospetto è che il servizio sarà sempre più esternalizzato ai privati, che su 65 milioni di chilometri previsti nel piano del trasporto pubblico locale già ne effettuano circa 52 milioni, una torta che vale complessivamente 1,5 miliardi di euro con gli affidamenti pluriennali. Avevamo detto che c'era un piano a monte che prevedeva la dismissione di AST a favore dei privati e oggi, con l'inizio dell'anno scolastico, questo piano si sta concretizzando. E mentre si decide il da farsi, alla fermata per i pendolari l'attesa sembra più lunga del previsto. Se ne parla tanto di questa proposta sul divieto dei cellulari ai minori di 14 anni. È una proposta di noti pedagogisti che ha incontrato anche l'adesione di molti VIP, ma i genitori risultano scettici rispetto a questa prospettiva. Dicono è un'impresa titanica. Desiree Ferlito. Vietare l'uso dei telefoni cellulari ai minori di 14 anni. Un gruppo di pedagogisti, psicoterapeuti, tra cui il professor Novara, intellettuali e figure del mondo dello spettacolo come Paola Cortellesi, Luca Zingaretti e Stefano Accorsi, oltre che della politica, ha lanciato un appello al governo per imporre restrizioni più severe sull'uso degli smartphone e dei social media tra i più giovani. L'iniziativa arriva dopo il divieto di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media, deciso dal ministro dell'istruzione Valditara. L'opinione pubblica si divide tra pareri dei giovanissimi e genitori che vorrebbero ma non riescono proprio a imporsi. 14 anni già forse si è abbastanza maturi per avere il telefono. Non sono favorevole, però purtroppo i ragazzi vanno avanti solo con questo ormai. Vietare no. Sono abbastanza comunque... basta che siano un po' controllati, sì. Non vietare, forse con delle limitazioni, quindi ore giornaliere, non va usato la notte prima di dormire. Al di fuori della scuola sì, al di sotto dei 14 anni perché risulta essere anche un modo per controllarli, ecco, se sono fuori, questo sì, mettendo dei limiti. A scuola assolutamente no. Non si tratta di una posizione antitecnologica, precisano i promotori, ma di un invito a seguire le indicazioni della neuroscienza che evidenziano come il cervello emotivo dei minori sia particolarmente vulnerabile all'influenza dei social media e dei videogiochi prima dei 14-15 anni. Lei non lo usa perché ancora non ha l'età, lui ha iniziato quest'anno in prima media. Fare i conti con i tempi di oggi, rispondono i genitori. Per una generazione cresciuta a pane, TikTok e social media, a molti sembra un'impresa titanica. Mi sembra molto difficile questa cosa, però se si riesce, io non ci sono riuscita con loro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori, Nicola Aiello, si pronuncerà fra 2 settimane sulla richiesta di rinvio a giudizio di Miriam Barreca, 17 anni, accusata di avere avuto un ruolo di primo piano nella strage di Altavilla. Oggi a Palermo il magistrato si è riservato la decisione sulle eccezioni di costituzionalità che sono state sollevate dalla difesa. Maglio Viola.
Tutto rinviato di almeno 2 settimane. Il GIP del Tribunale dei Minori Nicola Aiello si è riservato la decisione sulle eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Miriam Barreca, la 17enne accusata di aver preso parte all'esorcismo mortale che portò allo sterminio della sua famiglia ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Il difensore della giovane ha infatti tentato la carta della legittimità costituzionale del decreto Caivano, che ha introdotto il divieto di messa alla prova per i minori imputati tra l'altro del reato di omicidio aggravato. Il PM ha chiesto al giudice di ritenere la questione irrilevante e manifestamente infondata, ma il GIP si è riservato la scelta e ha rinviato tutto all'udienza di giovedì 26 settembre, convocata per le 14:30. Si è dunque conclusa con un nulla di fatto la prima udienza che ha portato la prima imputata a comparire davanti a un tribunale, quello dei minori. Secondo quanto la stessa ragazza ha confessato in base agli accertamenti che l'accusa presenta al giudice per le indagini preliminari, la 17enne avrebbe avuto un ruolo primario nell'esorcismo letale, di cui è considerato responsabile il padre Giovanni Barreca, che sarebbe stato istigato dalla coppia di predicatori Sabrina Fina e Massimo Carandente. La giovanissima adesso rischia una condanna a 30 anni solo perché il rito minorile esclude l'ergastolo, da qui l'eccezione della difesa in sede di udienza preliminare. Cambiamo pagina, vivere giorno dopo giorno senza acqua. Siamo stati a casa di un abitante di Fontanelle, una frazione di Agrigento, che è costretto a vivere da mesi con l'acqua razionata e le stanze piene di secchi e bidoni. Davide Sardo. Guarda, questa è la nostra situazione, questa è l'acqua che abbiamo a casa. Dobbiamo arrangiarci con questo filo d'acqua, dobbiamo arrangiarci con le riserve, dobbiamo arrangiarci meglio si può. Cioè praticamente, a parte che ci hanno levato l'acqua, credo che ci stiano levando pure la dignità. E lo sfogo disperato di uno delle migliaia di residenti a Fontanelle, popolosa frazione di Agrigento. Accoglie a casa sua la nostra troupe per testimoniare quanto sia ormai esasperante la mancanza d'acqua, rubinetti a secco da mesi e situazione non più sostenibile. Il problema, so benissimo qual è il nostro, è da aprile che non prendiamo acqua, parliamo di 5 mesi, 150 giorni, non è che stiamo parlando di una settimana, 20 giorni come in effetti già è grave, stiamo parlando di un bel po' di tempo. Tutto il quartiere di Fontanelle versa nelle stesse condizioni. C'è chi riceve l'acqua con il contagocce per mezz'ora senza riuscire a riempire vasche e recipienti e c'è chi non ne riceve affatto ed è costretto a comprarla. È dal 18 aprile che non percepiamo acqua dall'AICA. Acqua acquistata chiaramente e sofferenze immaginabili. Può mancare tutto, ma l'acqua, specialmente nel periodo estivo, era un bene necessario, pertanto dovevamo arrangiarci nei vari modi possibili, anche prendere acqua dai paesi vicini dove magari c'erano parenti, ci arrangiamo in vari modi. E c'è un'emergenza scippi nella città di Catania, c'è un nuovo borseggio in pieno centro e ancora una volta i protagonisti utilizzano uno scooter. Gli autori sono stati intercettati dai falchi della polizia. Tonino De Mana. Se non è un'emergenza poco ci manca, anche se questa volta non si contano feriti e soprattutto gli autori dello scippo sono stati subito arrestati. Mentre Mattias, il turista franco-svizzero, continua il suo percorso di recupero al Cannizzaro dopo essere stato travolto in pieno centro da uno scooter, un altro scooter è protagonista di un altro borseggio, tutto rigorosamente filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si possono notare 3 persone che a piedi percorrono la via Mazza. Erano appena uscite dal ristorante quando un ciclomotore a gran velocità si lancia contro il terzetto. Il conducente del motociclo, accelerando all'improvviso, si piega ed afferra la borsa che si rompe, causando la caduta della vittima. In seguito ad una telefonata al 112, i falchi della polizia si mettono alla ricerca degli autori che vengono intercettati ed arrestati tra Corso dei Martiri e via Archimede, non distante dalla stazione. In manette sono finiti un catanese di 38 anni ed una 23enne di Reggio Emilia. Rissa per un parcheggio davanti all'Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella a Palermo, nel quartiere Bonagia. Nei pressi dell'ingresso un uomo e una donna hanno picchiato un ragazzo di 14 anni e la madre. Il minore e la donna sono rimasti feriti con calci e pugni e sono stati portati dai sanitari del 118 all'ospedale dei bambini e al civico in codice giallo. I 2 aggressori sono poi fuggiti. Noi adesso ci fermiamo per una pausa e poi andiamo a Messina, dove brillano i numeri legati al trasporto pubblico. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24. Messina punta sul trasporto pubblico per migliorare la viabilità. Confermati gli abbonamenti a prezzi scontati, una strategia che ha pagato, a giudicare dai grandi numeri. Francesco Triolo. Messina è considerata un modello di città sostenibile insieme a Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Cremona e Cosenza. A sostenerlo è il report 2024 realizzato da TEA Group in collaborazione con A2A e il contributo scientifico ASBIS presentato durante il prestigioso Ambrosetti Forum a Villa d'Este a Cernobbio. Nel report sono stati evidenziati gli sforzi che la città di Messina sta compiendo sui settori di fondamentale importanza, non solo per innalzare i livelli di qualità della vita, ma anche per dare servizi innovativi alla cittadinanza. Tra questi un focus è dedicato alla mobilità, vista come una rivoluzione per la città. Ed a parlare sono i numeri. Nel 2022 gli abbonati al trasporto pubblico locale erano 104, più 9.000 studenti. Oggi sono 28.000. Più 11.500 tessere di studenti. Una crescita enorme che ha camminato di pari passo con il potenziamento dell'azienda trasporti, l'incremento della flotta di bus e iniziative come quella di MoveMe, l'abbonamento a prezzo scontato, appena 20 euro. È un costo abbonamento calmierato che non serve solo ad incentivare il servizio di trasporto pubblico locale, ma anche a far apprezzare quello che è un nuovo sistema che in città da un paio di anni esiste. Oltre 150 autobus in giro ad un prezzo di 50 euro per tutto l'anno su tutte le linee, è un modo per fare capire alle persone che il trasporto pubblico locale in città funziona. A questi numeri occorre aggiungerne un altro, il numero delle validazioni di biglietti saliti da 753.000 a quasi 2 milioni. Adesso MoveMe è stata rinnovata anche senza i contributi europei della prima edizione, l'abbonamento annuale costerà 50 euro ed in cantiere c'è un ulteriore potenziamento della flotta. Già adesso il 78,8% degli autobus è Euro 6 e il 15,3% è elettrico o ibrido, contro una media italiana rispettivamente del 48,5% e dell'8,2%. E questa mattina nella sala conferenze del Palazzo della Cultura è stata presentata la Corsa del Ricordo, che si terrà domenica prossima, 15 settembre a Catania, con partenza da Piazza Università alle 9:30. La gara podistica organizzata dall'ASI, che torna appunto a Catania per il secondo anno consecutivo, è riservata ad atleti sia professionisti che amatoriali, che dovranno seguire un percorso tra le vie del centro storico per ricordare attraverso il running la tragedia delle foibe. Presenti questa mattina il presidente ASI Catania Angelo Musumeci, il vicepresidente CONI Sicilia Enzo Falzone, l'assessore allo sport del comune di Catania Parisi, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e il dirigente del settore cultura Paolo Di Caro. E dopo il successo dello scorso maggio con lo Strega Tour torna il Catania Book Festival, fiera internazionale del libro e della cultura, ideata e diretta da Simone Dei Pieri. Tante le novità di quest'anno, di questa quinta edizione, che ci svela Simona Mazzone. Torna dal 27 al 29 settembre il Catania Book Festival, che quest'anno cambia location. Sarà infatti allestita alla Dogana del Porto, la quinta edizione della Fiera Internazionale del Libro e della Cultura, ideata e diretta da Simone Dei Pieri. Oltre 100 incontri e decine di autori, tra cui moltissime firme dell'editoria indipendente e poi l'elegante manifesto firmato dall'artista Giulia De Franco. Tanti gli eventi programmati. Ospiterà mostre, ospiterà appuntamenti, ospiterà arte, poesia, cultura, come abbiamo sempre fatto in tantissimi aspetti. Ci saranno concerti all'interno del festival, tutto quanto all'interno di una cornice che permetterà a tutti, veramente di qualsiasi età, di qualsiasi città, di qualsiasi appunto preferenza culturale, di venire e divertirsi. Un festival dedicato ai libri e proiettato verso i giovani, un evento che è per il comune di Catania parte attiva per un territorio che ha voglia di scommettersi. Per questo è rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Il fatto di avvicinarli a un evento culturale che ha una sua significatività in un momento storico in cui soprattutto i più ragazzi, i più giovani si allontanano dai libri perché oramai utilizzano il telefono come se fosse una loro protesi esistenziale, diventa per noi un'occasione da celebrare favorevolmente. Dopo il successo dello scorso maggio con lo Strega Tour, il Catania Book Festival ha in serbo per questa edizione tante novità, con un ampio spazio dedicato ai booktoker, in quanto è stato anche il primo festival culturale in Italia ad utilizzare la piattaforma TikTok.
C'è un'altra pausa, poi il calcio, iniziamo con il Catania, sale la febbre per Catania Picerno, a tra poco. Siamo al calcio, sale la febbre per la partita Catania-Picerno con il Massimino che va verso il tutto esaurito. Le 2 vittorie consecutive sono sicuramente propellente per lanciare in orbita la squadra di Toscano. Tonino De Mana. Un pareggio e 2 vittorie ed un pareggio. Fanno comunque 7 punti e con questo score Catania e Picerno si troveranno di fronte sabato alle 20:45 per una partita che si annuncia vincente. Fa già festa il cassiere del Massimino che potrebbe far registrare il tutto esaurito visto che ai 13.000 abbonati si aggiungono già i quasi 3.000 biglietti staccati in prevendita. Le vittorie contro Benevento e Juventus Next Gen hanno portato entusiasmo in una piazza che sembra abbia messo da parte le vicissitudini estive legate all'aspetto economico del club. Il meticoloso lavoro di Mimmo Toscano, che ha assemblato in corsa la squadra, sta portando una mentalità nuova con doti, concentrazione ed aggressività che da queste parti non si vedevano da diversi anni e la sensazione è che il Catania può solo crescere avendo anche ampi margini di miglioramento. In attacco, per esempio, si è visto solo Inglese, a cui è bastato poco per presentarsi con un biglietto da visita d'autore. Il gol a Biella è l'esempio lampante, immagini che il popolo rossazzurro ha visto e rivisto e che conta di rivedere magari sabato sera contro il Lucani. Formazione che dipende ancora dal report medico e dal giudice sportivo. Di Tacchio, problema al flessore, non recupera e potrebbe essere rimpiazzato da De Rose, mentre sono da valutare le condizioni di Verna alle prese con una contusione alle costole. In difesa, al posto dello squalificato Ierardi, è pronto Quaini che si gioca una maglia con Geca. Recuperato Gimenez che ha smaltito i postumi di una fastidiosa gastroenterite. E nel prossimo servizio invece Trapani e Messina come stanno vivendo l'avvicinarsi dei due impegni in trasferta. Sentiamo. Un cammino fin qui a braccetto, ma 2 modi profondamente diversi di fare calcio. Messina e Trapani, partite con ambizioni opposte, oggi sono compagne di viaggio con 4 punti in classifica dopo 3 giornate. Di similitudini al momento ce ne sono tante, compresa la guida tecnica affidata a 2 palermitani, il riconfermato Modica e Aronica, promosso a tempo indeterminato dal presidente Antonini. Le 2 siciliane, per non farsi mancare nulla, nel prossimo turno si scambiano anche gli avversari. Il Messina sabato alle 18:30 misurerà a Crotone progressi e speranze dei suoi giovani contro una formazione ferita da una doppia sconfitta, l'ultima contro i Granata, e con la panchina di Longo non così sicura come sembra. Tra i calabresi Tumminello, bestia nera dei giallorossi negli ultimi anni, non ci sarà per squalifica, mentre Gomez è in fase di recupero. Messina quasi al completo. Sta ancora peggio il prossimo avversario del Trapani, quel Taranto che al Francoscoglia ha incassato un poker di reti. I Granata non potranno disporre di Sabatino, fermato per 2 giornate dal giudice sportivo, ma Aronica ha una rosa ampia in tutti i ruoli. Taranto-Trapani si giocherà venerdì con inizio alle 20:45 nel segno del ritorno allo Iacovone degli ex Canutè, Bifulco e Valietti. Ed è tutto, Sicilia 24 finisce qui, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti voi.